Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Cagliari, anzi nella centralissima Cagliari. In effetti siamo proprio in una delle strade principali ad alto traffico, via Sonnino. E quello che vi stiamo presentando è un locale commerciale abbastanza ampio da avere questa vetrina, questo affaccio direttamente fronte strada, esattamente sulla via Sonnino, e poi questo lungo locale che procede in fondo fino al cortile posteriore. Un locale effettivamente molto ampio, come potete anche vedere nelle planimetrie, un locale completamente a norma, un locale che può essere e potrebbe diventare, a seconda delle vostre esigenze, un locale ad uso ristorazione o un locale a uso atelier, laboratorio oppure qualsivoglia locale commerciale. Infatti si presta ad essere sia implementato sia trasformato a vostro gusto e piacimento. Il commercio in questa zona è estremamente florido e fiorente, giacché appunto via Sonnino è costantemente e continuamente piena di locali commerciali. Vi vado a mostrare il locale, come potete anche vedere dagli stemmi è un locale che è stato occupato e utilizzato da una famosissima creperia di Cagliari, il Black Sun 2, e così è rimasto ed è stato praticamente lasciato a seconda degli usi dell'utilizzo del vecchio utilizzatore. Vi faccio vedere subito questa parte di sala che è in contatto tramite questa paratia in PVC, quindi praticamente fronte strada, ma potrebbe tranquillamente essere una vetrata fissa. Non solo, anche questa vetrata scorrevole che apre al libro in modo da poter utilizzare questa come sala per accogliere i clienti, sala praticamente ristorazione. In realtà poi l'ingresso nel locale direttamente all'interno, in quello che può essere definito il cuore pulsante della cucina, con questo ampio bancone ad uso servizio con quelli che potranno essere appunto i fuochi, i piani cottura. Vi faccio appunto vedere quanto spazio c'è per diventare direttore d'orchestra di un'eventuale cucina, ok? Tutto per accogliere i clienti, qua appunto la cappa aspirante e qua la parte relativa al lavabo. Da questa parte invece si prosegue all'interno del locale con questa serie di archi a vista con le pietre, e da questa parte uno dei due bagni. Questo è il bagno destinato appunto alle femminucce, facente funzione anche di bagno disabili. Il bagno invece per i maschietti lo vedremo più avanti. Vi faccio semplicemente vedere come è composto il bagno: da un antibagno con lavabo, porta scorrevole, e da questa parte la zona WC, abbiamo proprio il WC per disabili. Prosegue il locale con questi tre archi. E da questa parte alle mie spalle abbiamo la parte, diciamo, posteriore di quello che è il locale, l'ampiezza del locale, che si divide fondamentalmente in due parti, la parte all'ingresso e la parte sicuramente posteriore. Qui però, prima di andare a visitare la parte posteriore, vi faccio vedere il bagno dei maschietti, sempre disposto con un antibagno con lavabo e la zona WC. Ampi spazi comunque nella gestione della parte posteriore del locale, con una finestratura e con una porta finestra che danno direttamente in una zona usufruibile, utilizzabile nella parte posteriore. Un cortile all'interno della porzione, diciamo, di tutti i condomini, che però appunto risulta essere una zona privata. Un cortile di meno di 30 metri quadri a disposizione, che può essere coperto e rifinito per essere utilizzato appunto come zona all'esterno. Nel caso appunto aveste intenzione di creare appunto una ristorazione, questo potrebbe essere un angolo sicuramente utilizzabile. Da questo cortile proseguiamo la visita. Vi faccio vedere questi due archi, ok? Uno più piccolo e uno più grande. Qui abbiamo una semplice pannellatura, ma in comunicazione con la parte, diciamo, questa zona alle mie spalle. È una zona comunque servizi, una zona utilizzata per la preparazione dei cibi, il confezionamento dei cibi, oppure utilizzata come spogliatoio e anche come bagno, dato che alla fine c'è un bagno. Lo vediamo.
Bancone da lavoro con zona lavabo, questo è l'arco in comunicazione con la sala, e da questa parte nella porta altri spazi da poter essere appunto riservati appunto alla proprietà, agli usi, agli spogliatori, già che abbiamo appunto un antibagno, in più abbiamo una zona con doccia e WC, sempre bagno. Di qua ritorniamo passando per l'altra parte del disimpegno che riconduce direttamente con la zona cucina della preparazione all'ingresso. Altro sguardo alla sala. Ritorniamo verso il disimpegno. E di qua siamo praticamente nella zona cucina di fronte alla via Sonnino che avete visto. Un locale, come dicevo, estremamente diversificato, abbastanza lungo e ampio, contenente appunto 2 bagni e una zona, 3 bagni, 2 per il pubblico e 1 per il personale, una zona servizi e preparazione cibi. Un locale a vostra disposizione che può essere utilizzato e apprezzato a seconda dei vostri usi. Vi consiglio di andare a vedere bene le misure, la descrizione e la planimetria. Io sono Roberto Puddu, vi invito a seguirmi nelle mie pagine professionali sia YouTube che Facebook, Roberto Puddu Agente Immobiliare, nonché nel nostro sito della Remax Mistral per vedere appunto la descrizione di questi immobili. Sono a vostra disposizione perché potrebbe essere il vostro trampolino di lancio per la vostra attività futura. Posso vendere anche la tua.